flat tax sì, vediamo il reddito di cittadinanza. Loro, gli imprenditori veneti filoleghisti, il cambiamento che si chiama in particolare flat tax lo vogliono a tutti i costi perché hanno votato Salvini proprio per questo e il reddito di cittadinanza fanno fatica a digerirlo, ma la probabile alleanza con i 5 Stelle apre proprio a questo. Non credo neanche che sia sensato un reddito di cittadinanza che premi dei fannulloni, No, che resti lì seduto sulla panchina e aspetti che arrivino dei soldi. Neanche noi sappiamo bene come funziona questo reddito di cittadinanza. Io mi auguro che ci siano delle correzioni in corso. Il reddito di cittadinanza vorrebbe dire istituzionalizziamo l'assistenza. Non c'è chiarezza nemmeno sul rapporto che il nuovo governo avrà con Bruxelles, nodo fondamentale per gli affari di questi imprenditori. Costantemente ripete l'Europa, l'euro è una moneta sbagliata, questa Europa non ci piace. Ovviamente non va dicendo come i 5 Stelle noi cambieremo l'Europa da dentro, non è possibile cambiare l'Europa da dentro. Salvini ha già svolto un suo periodo fondamentale, ha preso una Lega che era bassissima e l'ha portata fino a... Quindi lui per far questo ha dovuto un po' fare il 5 Stelle della situazione. E la vecchia Lega, gli storici come il sindaco di Ferro Gentilini o il segretario Veneto D'Arè preferiscono non fare dichiarazioni. Le fa invece lo storico della Lega e della Liga Veneta, il movimento federalista autonomista nato nel 1979, da cui di fatto nacque la Lega Veneta e la Lega Lombarda. Questa è una Lega più pragmatica che ha messo un po' in soffitta tutto un patrimonio ideale, un patrimonio anche di bandiere, di simboli, e quindi l'aspettiamo al varco, diciamo. E il tradimento è legato al fatto che tu hai delle aspettative di un miglioramento. Se questo miglioramento non ci sarà, sarà un tradimento.